discorso, diciamo così, federalista si coniuga in realtà con problematiche europee un po' diverse, dove da questo punto di vista, ad esempio, Roberto ci parlasse di quali sono le problematiche europee in campo agrario. Sì, ma da questo e poi ovviamente serve no, cioè chi fa la politica agricola in realtà? Perché la Sardegna può fare una politica agricola. Senza dubbio. Innanzitutto un saluto, buonasera a tutti e permettetemi in particolare un saluto di benvenuto agli ospiti sia da questa parte del tavolo che agli ospiti. Sono molto felice di vedere molte persone appunto non appartenenti al nostro movimento venute oggi qui a parlare. Ho detto anche questo appunto proprio perché ci sono molte persone ospiti, cioè che non appartengono, che non fanno parte del processo costituente che stiamo portando avanti, e anche che premetta che probabilmente la maggior parte delle cose che dirò oggi non sono la posizione ufficiale del nostro movimento, sono ancora tante cose che sono in discussione. Ci sono tante posizioni diverse che stiamo discutendo e approfondendo, per cui prendendo in questo momento qui per la maggior parte diciamo, mi assumo in prima persona. Un movimento gestante. Come? Un movimento gestante, quindi mi sembra corretto dire che probabilmente la maggior parte delle cose che dirò sono me ne assumo la mia diretta responsabilità e non sono la posizione ufficiale del movimento. Graziano, non ci siamo preparati assolutamente, diciamo così, non abbiamo concordato assolutamente niente e siamo venuti a metterci su Giulio senza neanche sapere quale sarebbe stata la formula con cui avremmo discusso, se interventi singoli o dialogo, eccetera. Graziano mi ha dato un tema abbastanza specifico, le politiche agrarie in Europa. Io non ho della fiducia, ma non ho assolutamente le competenze. No, in realtà è il riflesso, perché alla fine, essendo tu una persona che si è occupata di agricoltura, ovviamente saprai quali sono anche i limiti e le virtù che può avere una regione da un punto di vista. Proviamoci. Io mi occupo dell'agricoltura nel senso che sono autoproduttore di quello che mangio, ma arriva lì la mia conoscenza in agricoltura. Certo che l'agricoltura è sicuramente, iniziamo a dire così, entriamo nell'ambito del concetto di sovranità. L'agricoltura è sicuramente un elemento centrale in qualunque politica di sovranità uno Stato voglia porre in essere. Per quanto ci riguarda, noi sardi indipendentisti, con ancora più forza possiamo affermare il fatto che le politiche agricole dovrebbero essere il centro di tutte quante, da cui si diravano tutte quante le altre politiche, per un motivo anche molto semplice. L'agricoltura in economia è considerato il settore primario, in quanto la produzione diretta del cibo e in ogni caso di ciò che è indispensabile alla vita, diciamo così. Si può vivere, toglietemi tutto ma non il mio quell'orologio, ma noi possiamo privarci di qualunque altra politica, ma sicuramente non possiamo privarci di una politica agraria o virgola, non possiamo sicuramente privarci di agricoltura. Erronee o scorrette politiche agricole le vediamo ad esempio oggi, gli effetti devastanti di erronee politiche agricole le vediamo quello che sta succedendo in parte nel Maghreb. Si sono saldate altri elementi di democrazia e altre proteste, altri elementi di dibattito politico, ma non dimentichiamo che la scintilla che ha fatto partire questa rivoluzione che stava covando, e chi era qualunque analista che avesse un minimo di preparazione lo sapeva che era una pentola in ebollizione, ma così come noi siamo probabilmente una pentola
non così calda, ma stiamo avvicinandoci all'evoluzione, è nato dal problema agricolo, dal problema dell'aumento dei prezzi delle derrate alimentari. E non parliamo dei prezzi dei supermercati per prodotti molto raffinati, del prezzo della semola in Sicilia. Com'è possibile che il prezzo della semola sia così alto in un paese produttore? Molto semplice. Il prezzo della semola è così alto in un paese produttore tanto da non riuscire a venderla a un prezzo tale che le persone comuni siano in grado di comprare, perché quella semola deve essere, tutto quanto le produzioni agricole del Nord Africa devono essere vendute qui nel nostro ricco Occidente. Ricco Occidente che ritiene corretto e non ritiene abnorme il fatto di importare da fuori il cibo, con il risultato, uno, parliamo solamente per della Sardegna, di mettere in ginocchio tutti i produttori agricoli della nostra terra, perché in un'ottica di rapporti mercantili non potrai mai riuscire a produrre a un prezzo finale minore in Sardegna di quanto possono produrre col lavoro schiavizzato del Maghreb, con il risultato che qui abbiamo un problema di blocco di fatto dell'agricoltura, perché non è più conveniente. Di là hanno produttori che non hanno la possibilità e non hanno la capacità di commerciare, perché deve essere acquistata, ma le multinazionali preferiscono venderla qui. In quest'ottica una prima declinazione di sovranità che verrà dire dopo la declinazione in termini politico-statuali giuridici fatti dal dottor Sanna, l'altra è una sovranità di tipo alimentare. Che tipo di sovranità possiamo immaginare nel momento in cui in Sardegna importiamo l'80% di quello che mangiamo?